Allora ragazzi, ci eravamo lasciati con il quesito imboscata o non imboscata. Io direi che si vale la pena di essere rischiata questa imboscata. Il computer ci dà vincitori se rimaniamo in difesa, ma io direi invece di procedere con l'imboscata e perciò andiamo a combatterla. Benvenuti ancora una volta qui su Round 2 Total War nella mod Divide et Impera con Roma Capitolina. Ah, ma non siamo in modalità imboscata, siamo in... Aia, la vedo grigia, la vedo. Siamo in uno contro uno. Cioè, in uno contro uno, uno contro tre. Va bene, allora, le truppe nostre sono molto simili. Sto guardando un attimo un punto che ci potrebbe essere a favore, potrebbe essere questo. Quindi sono le nostre truppe contro quelle del nemico. Ok, va bene. Allora, ci vediamo a breve, dopo che avrò posizionato le unità. A few moments later. Allora, signori, la formazione che ho scelto è questa qua. Praticamente voglio sfruttare questo crinale, questa altura, che non ci permette lo scontro frontale con le unità per sparare più giavellotti possibile. Infatti ho messo, scusate, ho messo i Velites qui davanti. Poi ho continuato la fila di Velites qui dietro, qui di lato, diciamo, ma prevedo di avanzare fino almeno a questa zona qui in modo tale da coprire un'area più grande. E poi sempre con le legioni, quelle più potenti, portarle sempre qua per proprio avere la prima linea, ecco. Questi qua saranno i nostri mercenari romani che ce li portiamo dietro da una vita, faranno come sempre carne da macello, mentre invece dietro, vedete, abbiamo la legione più potente, che sarà proprio quella che farà lo scudo maggiore. La cavalleria invece con il nostro generale l'ho già messa in formazione di Cuneo e avrà il compito di fare il giro e arrivare più o meno qua in modo tale da avere una visione totale sull'area di gioco, oppure anche qui in realtà, e poi ci sposteremo qua. Adesso vediamo quanto siamo audaci. Ovviamente ho lasciato un piccolo manipolo di uomini pronto a tappare un eventuale aggiramento del crinale, sperando che loro facciano questa scelta di arrivare in questa direzione. Non lo sapremo, ovviamente. Vedremo se sarà una strategia vincente o meno. Il pericolo mio è che loro si posizionino qui e da qui ci bersaglino. Vedremo, ragazzi. Vedremo come va. Incrociamo le dita e buona fortuna. Dai, Roma. Allora, avanziamo un pochino così. Ok. Facciamo file un po' più larghette, ecco. Sembrerebbe effettivamente che loro vengano in questa direzione qua. Quindi direi che possiamo fare così. Questo lo riposizioniamo. Questi magari li mettiamo un po' più in alto. E questi avanzano su un crinale un po' più alto, ecco. Questi subito dopo li portiamo qua. Ok, perfetto. Così potrebbe funzionare. Vediamo un po'. Tanto la cavalleria si è posizionata. Le facciamo girare. Loro sono qui. Non so, dovrebbero avere dei rinforzi poi penso. Quindi dobbiamo capire un attimo se poi ci converrà spostarci qua sopra. Eccoli qua i rinforzi. Ok, mi preoccupano queste due unità come sempre e la cavalleria di questo esercito qua, però noi a tiro siamo messi molto meglio, Eccoci qua che ci posizioniamo qua sopra e siamo pronti a scendere in picchiata sul nemico. Qua vedo delle unità abbastanza scarse, vediamo se ci vorranno fronteggiare o meno. Questi magari li portiamo qua perché ho paura che non arrivino a fare il giro dall'altra parte. Chiudiamo un po' le fila. Ok. Questi hanno... no, non hanno... non hanno la testuggine. Facciamo retromarcia, perché questi ci caricheranno di sicuro. Ma l'obiettivo è farli attirare per colpirli poi coi pilum da questa direzione. E direi a questo punto anche con la cavalleria potrei scendere. Andiamo giù, dai, scendiamo. Ok ragazzi, giratevi. Vai ragazzi, forza. Eccola qua, vedete la strategia che funziona. Però questi sì dovevano girare.
Ovviamente i comandi di Roma sono sempre sminchiati. Attenzione. Guardate, faccio già un cerchio preventivo perché non so se riuscirò a... Ok, perfetto. A tenerli sott'occhio questi. Benissimo, guardate qua che colpo. Wow. Ottimo colpo da parte della nostra cavalleria, che va a martoriare la cavalleria potente dei nostri nemici. Ecco qui che fanno il giro. Mettiamoci un po' più di qua. Ok, vanno contro il quadrato. Si va, portiamoli di qui, va. Giusto per essere sicuri, ok. Una cavalleria qua è andata. Combattimenti feroci. Scappano i codardi. No. Tiriamoli da queste fila. Spostiamo questi di qua. Ok, teniamoci qua. Belli saldi. Seguimento sulle montagne. Ok, arretriamo. Ok, mettiamo scudi chiusi. Ok. Qui intanto continua il combattimento tra le cavallerie. Ok, ok. Primo attacco importante. Spostiamoci un po'. Le nostre cavallerie cosa stanno facendo? Ok. Allontaniamoci dalle picche perché ragazzi se no finisce male. Andiamo sempre su da questi. Perfetto. Spostiamoci con questi. Qui continuano. Ok. Questi li giriamo, li mettiamo di qua. Gli elefanti. Gli elefanti. Se ci inseguono con gli elefanti sono dei pazzi. Ragazzi, che vibes, quelle di una volta comunque, eh? Ok, adesso partiamo con i nostri mercenari qui davanti. Qui facciamo sempre un bel muro. Ok, qui la cavalleria mi sembra che si sia... No, non si è ritirata, ma va bene così. Questi li possiamo girare, non sembra più un pericolo questa cavalleria. Ok, qui abbiamo messo in fuga finalmente i cavalieri nemici. Dai, dai, dai. Continuate a buttarli fuori dalla mappa, che sono veramente fastidiosi. Andiamo a chiuderci. Ok, ho bisogno di altri legionari. Loro devono andare qua e chiudersi in formazione e fare tappo. Qui invece pushare. Continuiamo a pushare. Attenzione, questi ci riprovano, ma il quadrato romano continua a resistere. Ottimo. Continuiamo a pushare. No, andiamo qua. Ok. Attenzione, attenzione, mi sono perso la cavalleria caricata dagli elefanti, aiuto. Andiamo via, andiamo via. Andiamo via, andiamo via. Abbiamo finito il tiro. Iniziamo a applicare un po' di pressione da questo lato, anche con i Velites. Questi dove vogliono andare? Iniziamo a fare pressione da questo lato. Tutti di qui, ragazzi. Questi li manteniamo ancora qua dietro. Dai. Adesso iniziamo l'aggiramento. Abbiamo portato via la cavalleria in salvo. Ok, adesso facciamo il giro, ragazzi. E gli piombiamo dal dietro e dall'alto. Tanto gli elefanti si stancano. Questi qua non dovrebbero essere più un promeno. 85, va bene. Andiamo a prenderci questi. Attenzione allo scontro con la cavalleria. Ok, il generale sarà il nostro obiettivo. Qua ci massacra. Dai, 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 ragazzi. Forza, forza, forza. Andare, andare, pedalare, pedalare. Forza, forza. Sarebbe da andare a intercettare questi, ma... questi continuano, Continuano però, wow, sono belli forti.
Ok, scontro tra cavallerie, sperando che gli elefanti non mi massacrino. Mi massacrino troppo. Ok, l'impatto c'è stato. Andiamo via, allontaniamoci, superiamoli. Andiamo ragazzi, andiamo, che arrivano gli elefanti. Forza, forza, penetrare. Difficile. Difficile. Difficile situazione. Ok. Mamma mia, ho dovuto mega upparli. Gli elefanti sono proprio tosti, ragazzi. Ok, aumentiamo la pressione da questo lato. Ah, si sono ripresi. Forse riesco a mandarli comunque in rotta. Devo stare attento. Devo stare attento. Ah, madonna, il generale è messo malissimo. Dai ragazzi, passate attraverso. Ok, ok, l'abbiamo mandato in fuga, è andata bene. È andata bene, ma adesso devo andare io in fuga. Mamma mia, questi elefanti qua quanto corrono, ragazzi. Mamma mia. Danno proprio la caccia al mio generale. Intanto continuiamo qua. Qui abbiamo vinto, ok. Possiamo toglierci e andare ad aiutare qua. Intanto io vedo che qui la situazione è buonissima. Un po' meno adesso però. Magari questi li portiamo di qua. Andiamo, defiliamoci. Facciamo il giro, allontaniamoci. Dai ragazzi. Allora il generale lo portiamo di qua. Oh. Oh, dai, 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 dai. No, 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 no. Porca miseria, me l'hanno intercettato. Me l'hanno intercettato. No, abbiamo perso il generale, ragazzi. Porca miseria. Non è morto, ma l'abbiamo perso. Questo potrebbe essere un grande problema. Potrebbe essere un grande problema. Un gravissimo problema. Allontaniamoci con la cavalleria. Cavoli, veramente forte la loro cavalleria. Vabbè, senza l'unità del generale posso fare ben poco. Ah, ho perso la cavalleria, ragazzi. Me la sono giocata male. L'unica cosa che posso fare è continuare a fare pressione da questo lato e cercare di distruggerli. Distruggerli, aggirarli e farli a polpette. È l'unica cosa che posso fare. Perfetto, qua sono andati in fuga. La cavalleria ormai è andata. Ok, va bene. Ok, benissimo, li stiamo massacrando da questo lato. Vediamo se riusciamo ad arrivare da qui. Ok, dai ragazzi. Ok, quelli si sono allontanati. Ok, questi li stiamo massacrando. Perfetto, arrivano altre. No, non andiamo di qua, andiamo di qui. Spostiamoci. Con gli elefanti sarà un massacro. Però se riusciamo a fargli fare tutte queste unità qua, guardate quante ce ne sono, ragazzi. Se riuscissimo. Dai, dai. Ecco che stanno andando in fuga. Dai, 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 dai. Dai ragazzi, forza, forza, muovetevi. Si fermino solo questi a tenere a bada, ma tutti gli altri vadano. Purtroppo scappano, non abbiamo la cavalleria per inseguirli. Bene, 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 guardate qua che si rompe la situazione. Bene. Bene, un'altra andata, ottimo. Ottimo, non so se riusciremo a resistere qua, però ottimo, sono andate, perfetto.
No, cosa sta facendo il computer? Qua, ragazzi. Qua. Dai, dai, che questi li schiacciamo. Questi li dobbiamo schiacciare. Questi li portiamo di là. Anche questi. Dai, che questi ce li pappiamo. Con i Velites. Gli elefanti qua stanno facendo man bassa, ma dovremmo farcela resistere. Qua la cavalleria si butta in mezzo. Dai, cavoli, dai. Dai che sono circondati. Guardate questi, ragazzi. Adesso ve li faccio vedere bene. Guardate questi. Completamente circondati dalla massa. Incredibile, guardate. Bellissima questa scena. Guardate il campo di battaglia. Spettacolare. Bellissima. Però non posso farvi vedere questa perché adesso devo combattere benissimo. Sono collassati. È il momento buono per giocare, per intervenire. Questi sono scappati. Anche il generale nemico. Ottimo. Ottimo. Senza il generale nemico, grande punto di vantaggio per noi. Dai, ragazzi, forza. Qua contro questi. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Questi li lasciamo qua. Bene, bene, bene. E adesso tutti su questa. Tutti su questa. Voi due uscite. Uscite perché dovete aiutare queste. Ok, continuate a pushare questi invece voi. Ok, arrivano altri ma va bene. Dai, 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 dovete prendere questi, ragazzi. Intanto questi iniziano a subire un po' di malus. Ok. Gli elefanti iniziano a farsi sentire. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Si è ripreso il generale. Maledizione. Maledizione. Dai, ragazzi, non potete mollare però. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi, col morale. Forza, forza, forza. Dai, madonna. Quanto ci vuole a farli fuori questi? Possono essere così resistenti? Incredibile, ragazzi, sono molto resistenti, estremamente resistenti. Facciamo il giro da questo lato. Cerchiamo di placcare la cavalleria in qualche modo, ma veramente tosta la situazione. Veramente tosta. Ai ai ai. Dai, qua la cavalleria sta mettendo in fuga. Incredibile. Incredibile quanto stanno resistendo questi. Dai. Dal dietro, forza, ragazzi. Che il generale non ci può caricare perché ci sono le sue unità. Queste queste sono andate. Forza, forza, dai. Andiamo avanti un po' veloce. Bene, unità di elefanti e scappa finalmente. Dai, 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 dentro anche questi. Questi voglio. Dai, vieni qua.
La legione grande ha delle problematiche. Dai, almeno far fuori questa per avere il fianco libero. Bene. Bene, benissimo. Ok, andiamo a aiutare questi. Questi hanno delle problematiche. Non riesco a capire. Ok. Ragazzi, che siete... Dove stanno andando questi? Dove stanno andando? Ma che cacchio... Ah, perché questi se ne stanno andando. Ok, allora dai, andiamo a far fuori i legionari. I legionari, scusate, il generale. Questi incredibili. Hanno resistito veramente fino allo stremo. Incredibili. Incredibili. Ok, ci giriamo da questo lato. Attenzione alla carica della cavalleria. Se arriva ci giriamo e cambiamo direzione. Attenzione. Chiudiamoci. Anche se non è la cosa migliore contro la cavalleria, però. Dai ragazzi, fate fuori sto generale maledetto, che così vinciamo sta partita. Intanto un'altra se n'è andata. Il generale continua a sfuggirci. Ce la giochiamo proprio all'ultimo, fino all'ultimo. Ok, attenzione alla carica ancora del generale. L'altro si è messi anche male perché si è messi anche in salita. Dove sta andando questo generale qua? Ok, giratevi. Ok, pronti per l'impatto. Bene. Dai ragazzi, no, anche loro stanno iniziando a subire. Continuate a combattere, continuate a combattere. Dai, dai ragazzi, 14-13 cavalli. Dai, prendete quello col generale. Prendete quello col... Il generale se n'è andato, attenzione. Attenzione. Attenzione, il generale scappa, fugge. Attenzione. 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 Madonna. Madonna ragazzi. Dai, dai, dai. Spingete, spingete tutti. Forza, forza. I nostri uomini migliori ragazzi, rimasti sul campo contro elefanti e picche. Che gli elefanti sono veramente una spina nel fianco ragazzi. Veramente una spina nel fianco. Andiamo a far fuori questi elefanti. Dai cavoli, 7 elefanti. Andiamo avanti, non c'è molto da fare. E qui vediamo chi ha più resistenza ragazzi, ma mi sa che non posso fare molto. Perfetto. Questi sono i nostri. No, chi sono? No, sono i loro. Ok, se ne sono andati. Perfetto. Hanno scelto di mandare avanti gli elefanti. E noi cercheremo di falciarli il più possibile. 6 elefanti. Attenzione che vogliono fare il giro. 5. Attenzione. Attenzione. Bene. Scappano anche gli elefanti. Ok, loro fanno il giro da quel lato. Noi cerchiamo pressione. Ma sarà difficile. Andiamo a prendere questi perché non mi piacciono mica. Infatti vedete ha fatto un aggiramento incredibile, ma noi li stiamo... Ok, perfetto, ce li siamo mangiati a colazione. Andiamo di qua. Questi mi devono resistere ragazzi, mi devono resistere. Che battaglia ragazzi, che battaglia fino all'ultimo. Dai romani, resistete. Bene, questi qua vi vedo lampeggiare. Dai, 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 la prima corte. Dai, dai, la prima corte. Il meglio del meglio di Roma. Dai, dai, resistiamo. Adesso io non sto ingrandendo la mappa. Spero non ci siano altri che rientrino, ma devono fare esperienze i miei. Chiusi e serragliati. Però anche loro hanno degli ottimi scudi, cioè delle ottime... Ok, è andato. Forza. Dal dietro.
dai ragazzi, che il vostro morale, siete fiaccati ma non ce la fate più. Ma adesso vedete che prendendoli dal dietro cambia la situazione. Dai, 2 contro 1, nel senso di push. Dai, 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 cerchiamo di... che sono chiusi anche abbastanza bene. Ragazzi, sto lampeggiando. Da verde a giallo, da verde a giallo. Anche loro due gialli, attenzione. Attenzione, madonna. Che resistenza incredibile che ha questa unità. Sono ancora tanti uomini, però anche loro non sono pochi. Attenzione. Si sono spostati tutti contro la prima corte. Spingiamo. Sanno che è il punto forte del nostro esercito. E che se vogliamo... attenzione, rossi, rossi. Continuate a pushare su di loro. Ok, stanno lasciando il campo. Maledetti. Dai, adesso li abbiamo chiusi in una morsa. Tra due legioni questi. Ottimo, questi fanno un po' il giro. Non so cosa stanno facendo, stavano... Forse vogliono prenderci dal lato anche la prima corte, ma... Continuiamo a pushare, vediamo dove andremo. Rosso ancora, ragazzi. Rossi ancora, se vanno rossi questi è fatta, questi si stanno ritirando e lasciano i loro migliori uomini qua. Io continuo a pushare. Adesso faranno un dietrofront per caricarmi, ma fa niente. Io... Dai, 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 se crolla uno di queste due qua. Dai, 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 dai. Adesso gli servirà il morale. Attenzione, attenzione, cardiopalma, cardiopalma. Attenzione, ritornano, mi prendono sul fianco, ma lampeggiano, lampeggiano, sono instabili. Sono instabili. Sono instabili. Attenzione, attenzione. Dai ragazzi, forza, forza. Dai, dai. Spingete, spingete, spingete. Poi è ridicola sta cosa che due eserciti, vabbè, per vincere un'intera battaglia enorme. Vabbè. Perfetto, ragazzi, perfetto. Vanno in fuga. Perfetto, anche gli altri sono rossi. Adesso concentriamoci su questi, anche se questi ormai era da inseguirli, ma sono passati proprio in mezzo a questi, quindi non ci può fare molto. Dai, 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 ragazzi. Forza, forza, prima che si ripiglino. Fate lampeggiare anche loro. Potrebbero ritornare, però sono molto lontani, Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Stanno tornando, ma sono 68, 68, 76. 135, 73, ragazzi, dai. Mamma mia, la prima corte combatte come dei leoni. Onore alla prima corte. Dai, 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 forza, ragazzi. Mamma mia, sto muro di lancia. Adesso arrivano sul lato, però, ho un po' paura, perché questi sono pochi. Attenzione. Attenzione. Potrebbe... però è rosso. Lo sono rossi ancora. Dai, dai, dai. Mettiamo la pressione. Oppure andiamo da questi direttamente. Ok, siamo passati in mezzo. Così, al nemico. Andiamo ancora su questi. Prima corte lampeggia. Oh, anche loro però. Attenzione, attenzione. Ok, si è ripresa la prima corte. Attenzione, attenzione. 2 contro 1, 2 contro 1. Ma se la prima corte lampeggia, la partita è persa, ve lo dico. Mamma mia, cardio... Oddio, lampeggia. Ragazzi, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, signori. Partita cardiopalma, ragazzi. Per un soffio l'abbiamo vinta, incredibile. Incredibile, terminiamola qui. Vittoria a caro prezzo, ragazzi. Incredibile. Terminiamo la battaglia. Incredibile, ragazzi. Roma vince ancora una volta su Cartagine, ma a che prezzo? A che prezzo? Incredibile, ragazzi. Incredibile. Fino all'ultimo uomo. No, ragazzi, c'è morto il generale. Vabbè. È il tributo che ha richiesto la vittoria in questa partita, ragazzi. Però, che partita.
Che partita. Ragazzi, anche i migliori se ne vanno. Onore e gloria al nostro generale, morto in battaglia per Roma. Mamma mia, li abbiamo massacrati comunque, Allora, abbiamo perso il generale, però in realtà tutte le truppe sono rimaste. E ragazzi, la prima corte, che cosa ha fatto? Mamma mia, che cosa ha fatto? Loro sono messi malissimo, malconci. Io direi che li andiamo a uccidere, tutti i prigionieri. Non ne salveremo neanche uno. Ok, ci attaccano adesso la flotta. Noi assolutamente ci ritiriamo. Cartaginesi hanno sempre delle... va bene. Delle ottime doti militari, ma a questo giro la flotta nostra paga pegno. Paga pegno, non la sto neanche a combattere. Oddio, potrei combatterla, Potrei combattere perché ho tante navi da tiro. Allora, io direi che la provo e poi vediamo se farvela vedere o meno. Dai, proviamola. Nessuna paura. Allora, io direi come tattica facciamo queste al centro, più lontano possibili da loro, e le mettiamo tutte informazioni di gruppo. Ai lati ci mettiamo queste con il tiro e davanti tutte queste qua per l'assalto. Aspettate, ok. No, non al centro no, la mettiamo di qua laterale, quella del generale. E speriamo bene. Dai, iniziamo la battaglia. Ok, prendiamo queste. E via, e via, e attendiamo. Dai ragazzi, fuoco, 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 forza. Fuoco, fuoco. Ok. Dai ragazzi, forza. Però mi dovete tirare. Mi dovete tirare. Mortacci vostra. Dai, portiamoli avanti a sto punto. Ok, stanno tirando. Anche questi si sono fermate qua. Dai, dai, forza, 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 ragazzi. Vabbè, ma hanno i rostri troppo forti. Dai, 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 ragazzi, forza. Abbiamo tirato giù il generale. Ottimo, ottimo. Attenzione. Attenzione. Ci hanno affondato. Non se riesco. Riesco a fregarli così. Vabbè. A me le spirone non sono troppo forti. Non ho... non ho abbastanza... vabbè, ragazzi.
Non ho abbastanza potenza. Battaglia navale. È andata. Cavoli. Comunque il generale l'abbiamo fatto fuori, ragazzi. Terminiamo la battaglia. Allora, vabbè, niente da dire in realtà. Gli abbiamo fatto fuori il generale, almeno quello, però è stata molto... non è stata molto buona come battaglia. Le abbiamo buscate, ragazzi. Mi ha perso la totalità praticamente della flotta. Ai ai ai, che colpo! Che colpo, dopo una vittoria decisiva, una sconfitta sonora. E questo è un problema. Questo è un problema. Cerchiamo di rincasare nel porto e vediamo lì, di rimanere lì. Trattato di pace con i cimbri. Allora, fatemi vedere. Allora, io a sto giro lo stipulo il trattato di pace perché voglio che i cimbri vadino in conflitto con gli Iceni. I Suebi sono in guerra con loro, fatemi vedere. Cimbri. No, non sono in guerra con i Suebi. Va bene, allora facciamo questo trattato di pace, però gli chiediamo dei soldi. Che comunque dobbiamo spillarglieli. Non sono messi tanto bene a livello economico, eh. Hanno rifiutato 7000. Ci provo il prossimo giro. Così posso tenere la legione, cioè quel territorio lì tranquillo e poter spostare poi la legione da altre parti. Perché vorrei provare un attacco, un assalto eh, agli Ceni. Morto onorevole. Allora, prendiamo il nostro generale e sì, direi però facciamo Gensi Giulia. Ah, va bene lui. Prendiamo lui che è un politico. E poi come ammiraglio prendiamo sempre qualcuno che... Wow, questo è un 6-3-3. Wow, non lo voglio usare però come ammiraglio, preferisco lui e facciamo una torre. Morte onorevole. Sì ragazzi, morte onorevole. Adesso direi di skippare tutta questa roba qua perché ce la vediamo. Cioè, nel senso, finiamo il turno, ma direi che il video è anche abbastanza lungo, quindi adesso vediamo se riesco a tagliarvelo il più possibile. Allora, portiamo a casa la flotta, sì. Direi che ci portiamo a casa la flotta e costruiamo qualcosa, ma non so cosa possiamo costruire, non è che possiamo fare chissà quanto. Mettiamo giusto un'imbarcazione, ma poi devo andare su robe migliori. Qua io ho paura che loro mi facciano qualche scherzetto. Wow, wow. Allora, qui sono 20. Allora, ne approfitto per ristabilire un po', perché qui ho poca cavalleria in questa legione. Quindi ne posso approfittare per fondere qualche unità. Questa la togliamo definitivamente. E ok, e magari ne fondiamo qualcuna. Vediamo le più malconce. 55, 51, 34. Allora, fondiamo queste due qui e ok. Queste non posso fonderle, quindi le lasciamo così. Magari un paio di queste, però in realtà così vanno abbastanza bene. Allora, ah, non ci arrivo. Non ci arrivo. Peccato. Allora, se ci mettiamo qua in modalità imboscata, potrebbe essere una cosa buona e giusta. Vediamo un attimo. Qui abbiamo loro. Ok.
Allora, sblocchiamoci un attimo e vediamo cosa possiamo fare. Allora, prendiamo la nostra spia. Non ci arrivo. Loro quanti sono? 20. Allora, portiamoci qua sopra. In vantaggio, diciamo, tattico. E ci facciamo un forte. Questa voglio vedere un attimo se c'è qualcosa qui. No, intanto i Ghetuli gli stanno dando problematiche al territorio, perfetto. Andiamo a fare... no, sabotaggio scorte no, facciamo un assassinio, proviamo a vedere se funziona. Tanto a questi non ci potevo arrivare, quindi... Nemico ferito. Bene, bene. Allora, questi sono pieni, sono full. Potrei fargli fare il giro così, però mi sembra un po' troppo. Portiamoli tipo qui. Qui. E gli facciamo fare... Vediamo se... marcia forzata no. Fortifica. Ok, li teniamo fortificati. Loro tornano indietro in città, la difendono da questa flotta che non mi piace mica tanto. E... perfetto, guardate, possono recuperare sia cavalleria che... sia cavalleria che unità. Ottimo, allora... le fondiamo queste qua. Vediamo, allora, quella che è più scarsa... Credo sia questa qua da... No, 55. Questa qua da 68. Le fondiamo. Ok. Ci possiamo prendere dei legionari veterani. Perfetto. Potremmo fondere anche queste in realtà. Queste due qui, ne avanza poco. Facciamo così, ci prendiamo ancora dei legionari veterani. Ah, peccato, arrivano il prossimo turno. Vabbè. Vorrei che si curassero questi, ma mi sa che non si curano per ora. La loro flotta è qui, va bene. Speriamo non ci attacchino qua. Noi siamo abbastanza difesi perché abbiamo 14 uomini più l'eventuale flotta che magari ne prendiamo un'altra di navi giusto per tenerle. Peccato non avere più le catapulte. Peccato davvero, ragazzi. Peccato. Ghetuli. Abbiamo ucciso il leader e se ne sono andati. Con l'uccisione del leader, ragazzi. Con l'uccisione del leader. Con l'uccisione del leader. Interessante questa cosa. Molto interessante. Allora, qui abbiamo... Wow, ragazzi, che unità. Beh, noi se ne stiamo su in collina. Piacerebbe prenderli questi. Costano un casino, madonna. Costano veramente tantissimo. Vabbè, vediamo un attimo, dai, vediamo le altre zone. Allora, qui siamo in una situazione, tra l'altro siamo a 2 turni del tempio, quindi ragazzi sappiamo che quel tempio lì non verrà mai costruito, perciò preparatevi che fra 2 turni, prima dei 2 turni ci sarà un attaccone. Qui cosa abbiamo? In Amneti. E guardali qui, lusitani. Sabotiamo l'esercito. Poi ragazzi, veramente... ottimo. Poi veramente vado a chiudere la partita perché sta diventando veramente molto lunga. Questi li spostiamo. Allora, fatemi vedere. Li spostiamo qua. E gli diamo un forte. Così sono anche rinforzati. Ottimo. E questi io andrei a prendere i Brigantium. A questo punto, tra l'altro. Possono salire di livello. Ottimo. Aumentiamo l'esperienza, la capacità di movimento e... è del nostro veterano, scusate. Non avevo visto. E più probabilità di sfuggire come si dice, agli agenti nemici. Questo è qui. L'abbiamo utilizzato per darci visione, quindi saliamo, vediamo un po'. Ok, non sembra esserci nulla. Rifacciamo la pace con i cimbri. Gli chiediamo 7000. Ok, accettano, perfetto.
Qui cosa abbiamo? Una guerra contro i cimbri ancora. Ok. Guardate ragazzi, queste qui sarebbero proprio da conquistare, tutte queste qua. Però io adesso mi devo concentrare nella parte spagnola perché devo far fuori tutti questi nemici che mi ronzano attorno. Allora a questo punto ragazzi direi che l'elefantino ce lo compriamo. L'elefantino ce lo compriamo, anche se costa tanto, però lo voglio nei miei ranghi. Qui ci facciamo cosa? Abbiamo un 14, quindi è messo abbastanza bene. Direi che se anche diamo un po' meno all'ordine pubblico, chi se ne frega. Capitale della provincia o municipio romano? Vediamo un po' più di ricchezza. Ma sì, facciamoci questo con meno 6 al cibo, va bene, dai, facciamoci municipio romano, tanto comunque il grano ce l'abbiamo. Qui Genova. Oddio ragazzi, l'avevo sbloccato per cosa? Per prendere qualcosa che ci desse una mano con il... con... con la crescita, ragazzi, con l'ordine pubblico. Quindi io direi di andare a fare magari la cittadina o il tempio. Allora, se facessi il tempio potrei prendere quello di Roma, fatemi vedere. Quello di Marte, scusate. Che ci dà comunque qualcosina all'ordine pubblico, però non è che ci dà tantissimo. Questo ci dà quello di Minerva un più 6 e ci dà anche un più 8 ai servizi. Potrebbe essere buono. Poseidone no, perché è più sul commercio. Vulcano dovrebbe essere più sulle attività produttive. Sì, ma ci dà poco. Il Ninfe ci dà più 16 all'ordine pubblico e la Basilica di Giove ci dà più 25 all'ordine pubblico col Pantheon. È interessante anche questo. O se no quello di Mercurio... Beh, quello di Mercurio non è male. Però è più sul commercio. Potrei fare Marte o Giove. Marte o Giove. Marte o Giove. Più 3, più 4, più 2. Loro come siamo? Siamo meno 14. Vabbè dai, direi di andare a fare... Se no, vediamo un attimo questo. Cosa ci dà? Meno 6, più 6, più 7 e meno 3 di cibo, che non sarebbe male. Più 6, ma meno 12 di cibo. Però ci toglie il banditismo, ci dà anche delle guarnigioni, ma non credo che... No, io direi di andare a fare un tempio. Cerchiamo di stabilizzare la zona. Meno 14. Allora, visto che abbiamo fatto la pace, non dovrebbero esserci particolari problematiche. Anzi, qua i cimbri sono anche sotto attacco. Io direi di lasciargli un po' di riposo ai cimbri, perché voglio che appunto vadano in guerra qua. Quindi mi porto qui la legione. Coria l'abbiamo tenuta. E basta. Direi che per questo turno siamo a posto, ragazzi, perché direi che abbiamo fatto abbastanza. Ok, qui sta andando intanto... qua lo possiamo sbloccare, assolutamente. Andiamo a farlo, ad Aracillum, ok. Che qua andiamo ad avere i cavalli, esatto, fra 2 turni. Un bel potenziamento. E qui andiamo a attaccare la cittadina, dai. Vi porto solo a vedere un attimo com'è la statistica, se riusciamo a prendere subito, ma direi di sì. Non la vado neanche a combattere, ragazzi, perché non... 75 direi che ci può stare. C'è anche modalità protezione, va bene. Facciamo modalità protezione, così dovremmo perdere meno truppe. Ottimo, ne abbiamo perse 300.
8, no, 534, insomma. Questa qui, allora, io vorrei liberarla, però potrebbe fare al pari, potrebbe essere al pari con, cioè potrebbe essere utile per i cavalli. Però così estrema, onestamente, mi sembra. La liberiamo? Dai, la liberiamo e lo rendiamo un nostro... Un nostro... Non lo so, sono un po' indeciso. 1 hour later. Dai, per gameplay penso che sia la cosa migliore sia liberarla, quindi andiamo a farlo, dai. Andiamo a farlo e abbiamo un altro alleato di Roma. Questa legione si può ancora muovere. Allora, questo è un filo romano anche lui. Ci facciamo un accordo commerciale. Chiediamo tutti i soldi. Ok, perfetto. E direi che va bene così, ottimo. E loro cosa facciamo? Li facciamo scendere. Fargli recuperare un po' di forze tornando indietro, anche perché vorrei comprargli appunto della cavalleria in più a questi. Potremmo scendere in queste zone. Da qua scendere così non ha tanto senso, a meno che non andiamo a attaccare Toletum per riunirci a questa legione qua. Però avrei paura di un giro da quest'altra parte. Fatemi vedere se i Lusitani adesso accetterebbero un trattato di pace. Accetterebbero un trattato di pace. Potrei fare pace con loro. Però Toletum, cosa faccio? Non la conquisto? Non conquisto Toletum, mi concentro nel distruggere Cartago Nova. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, però Toletum mi serve per avere visione in tutta l'area. Toletum mi servirebbe per avere visione in tutta l'area. Facciamo così, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e poi agirò di conseguenza. Io vi saluto, grazie per essere rimasti con me. Alla prossima. Ciao, ragazzi.